Buone notizie finalmente in arrivo per la sicurezza dei cittadini a San Leone, nota frazione balneare di Agrigento. Dopo le tante risse, in particolare avvenute il sabato sera tra bande di ragazzini per la maggior parte, finalmente, dopo tanti tavoli tecnici per la sicurezza avvenuti in prefettura, oggi il comune di Agrigento afferma che arriveranno le tanto desiderate videocamere di sorveglianza per la frazione balneare con una spesa di circa 250.000 euro. Una qualche risposta che l'amministrazione guidata dal sindaco Miccichè e dalla sua giunta sta finalmente dando, anche se in forte ritardo. Nel comunicato stampa si legge testualmente: la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di rendere maggiormente sicura la frazione balneare di San Leone. La realizzazione del sistema di videosorveglianza è un'opportunità data dai fondi POC, Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, che mira a rendere attuativo il protocollo sottoscritto tra il Comune e l'Ufficio Territoriale del Governo, meglio conosciuta come Prefettura. Il progetto di potenziamento delle misure di sicurezza che interessano il territorio comunale si sviluppa per rispondere alla domanda di maggior sicurezza attraverso l'installazione di sistemi di presidio tecnologico utili per le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità, nel quadro delle sinergie tra le forze dell'ordine e la polizia locale. In particolare, citato nel comunicato stampa, l'intervento complessivo di 250.000 euro prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del porticciolo turistico del lungomare Falcone Borsellino, costituite da 9 telecamere posizionate in punti strategici che consentiranno il monitoraggio di tutta l'area, compreso gli accessi dal lungomare Falcone Borsellino, con sistema ad alta definizione, compresa la rilevazione della targa. Con questo provvedimento, afferma l'assessore alla Polizia Municipale Francesco Picarella, si vuole intensificare ed estendere le attività di controllo delle forze dell'ordine in un'area particolarmente complessa come il porticciolo turistico e il lungomare Falcone Borsellino, dove negli ultimi anni si è potuto rilevare un aumento della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti.